Buongiorno, buongiorno, buon lunedì in diretta con il nostro telegiornale di mezzogiorno ed è mezzogiorno in punto. Vediamo cosa sta succedendo a Venezia, il titolo del Gazzettino, la verità di Renato Boraso, pronto a smontare tutte le accuse, è in corso l'interrogatorio che si presume sarà lunghissimo. Andiamo in diretta a Piazzale Roma a Venezia da Anna Maria Parisi. Buongiorno direttore, in corso da questa mattina alle 9 proprio qui in procura a Venezia e non in carcere a Padova né in procura a Padova l'interrogatorio di garanzia con cui oramai l'ex assessore alla mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, assistito dal suo legale difensore Umberto Pauro, ha intenzione di smontare le 11 accuse, gli 11 capi d'accusa a suo carico. Ricordiamo che Renato Boraso è l'unico dei 33 indagati nell'ambito dell'inchiesta Palude ad essere finito in carcere a Padova, dove è recluso da poco più di un mese. E questa mattina appunto proprio qui in procura a Venezia è stato avvistato a partire dalle 9 il suo legale difensore. Sarà un lungo interrogatorio questo di Renato Boraso, che non sembra intenzionato a confessare quanto a smontare gli 11 capi di accusa che lo vedrebbero appunto indagato nell'ambito di questa processo per corruzione a suo carico. L'unico finito in carcere perché a suo carico ci sarebbero migliaia e migliaia di pagine accusatorie con lunghissime ore di intercettazioni, così dalla procura gli investigatori, fonti ufficiali, che vedrebbero anche tra queste le intercettazioni in cui lui dice che deve andare a casa della mamma a distruggere nel fuoco della stufa di casa della madre le prove a suo carico. Noi naturalmente con Sandro Ponchio siamo qui in attesa di capire anche quando uscirà per intercettarlo il legale Pauro, per capire che cosa è emerso nel corso di questo interrogatorio. Dunque da Venezia, da Piazzale Roma è tutto, linea allo studio, direttore, linea a te. Grazie Anna Maria Parisi e per la parte tecnica Sandro Ponchi. Ovviamente vi aggiorneremo su questo interrogatorio fiume dell'ex assessore che ha detto sono pronto a smontare tutte le accuse. Vediamo i fatti di cui ci occuperemo, alcuni dei fatti di cui ci occuperemo sempre dal Gazzettino, la morte di Simone Moro, l'ultima telefonata al padre prima del malore fatale in auto. Aveva detto escursione bellissima, stasera ti faccio vedere le foto, ci collegheremo più tardi con Farra di Soligo e con Christian Arboit. Poi vedremo anche il vero e proprio giallo della morte del 18enne trovato morto sulla Pontebbana. Si segue la pista del pirata della strada, ma ci sono tanti punti oscuri ancora da chiarire. Ci collegheremo anche su questo con Christian Arboit. Vediamo adesso il delitaccio, anzi le ore di terrore vissute a San Candido in Alto Adige, un paese vicino a Dobbiaco, dove peraltro è stato girato il set, la fiction televisiva A un passo dal cielo, piena di delitti, in un paese peraltro sempre tranquillo. Questa volta però c'è stato un duplice omicidio. Vediamo. Gli spari di questa, mi sembrava un'arma automatica, li ho sentiti molto forti, più raffiche sono state alcune raffiche sono state. Ho sentito un tot di colpi, poi un'interruzione in tempo, poi una nuova raffica, mi sembra 3 o 4 raffiche addirittura.
Quelli che il 56enne Gastone Berdozzo sente svegliandosi di soprassalto non sono petardi, come nel primo dormiveglia potrebbe sembrare. Sono l'inizio dell'orrore in cui nella notte precipita una delle località turistiche più famose del nord-est, San Candido, in Alto Adige. Berdozzo si trova nella casa dei genitori a 70 metri circa dal condominio di via San Corbignano, dove il 48enne Hevad Kubaker, un passato da guardia giurata, ha appena ucciso a colpi di arma da fuoco il padre Herman, 90enne invalido e vedovo, con il quale vive, e la vicina di casa Waltraud Jud, 50 anni. Una notte di terrore per il paese di 3.000 abitanti e affollato di turisti, iniziata quando le urla di una lite e un forte odore di gas vengono avvertiti dai residenti dello stabile, tanto da allertare i vigili del fuoco. Ma quando i pompieri arrivano vengono accolti dagli spari del 48enne che dal balcone con il fucile preso al padre, ex guardiacaccia, colpisce i loro mezzi. In quel momento si capisce che la situazione è più grave del previsto. L'anziano padre è già morto e Kubaker non esita a uccidere sulle scale la vicina, uscita di casa per capire cosa stesse succedendo. Carabinieri, polizia, la protezione civile, le ambulanze, le forze dell'ordine e di soccorso circondano l'area e danno disposizioni chiare ai residenti: restate in casa e lontani dalle finestre. Ci segnalavano appunto di non allontanarci dalla stanza e di rimanere in alcune stanze non a mira praticamente delle finestre nostre. Quindi uscivo un attimo, guardavo dalla finestra, la situazione era abbastanza seria, quindi mi sono attenuto a ciò che mi è stato detto e ho seguito un attimo il mio istinto e ho cercato già a priori di evitare le finestre e visto gli spari vicini. L'allarme è tale che per alcune ore anche la stazione ferroviaria viene isolata. Gli ultimi colpi di arma da fuoco alle 4. Ore terribili nelle quali, mentre nell'abitazione dove si trova il killer regna il silenzio, le forze dell'ordine progettano l'irruzione nel condominio, che diventa reale con l'intervento dei corpi speciali del GIS dei Carabinieri in mattinata. Mentre stanno entrando, Kubaker spara altri colpi all'esterno, colpendo ancora i mezzi, ma non ferma i militari. Il 48enne fugge in un'altra stanza e rivolge su se stesso l'arma con la quale ha spezzato 2 vite. Si ferisce gravemente alla gola, ma non muore. In fin di vita viene portato in ospedale. Spirerà qualche ora dopo. Cosa può aver portato l'uomo al duplice omicidio ora è in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti. So che era una persona che accudiva il padre, però di più non saprei dirle sinceramente, perché pur essendo vicini di casa, ecco ripeto, io sono nella casa dei miei genitori, pur essendo vicini non c'era un contatto. So che era una persona che non frequentava il paese, questo è quello che posso dirvi. E mentre nella cittadina viene decretato il fuori pericolo, resta lo sconcerto per 2 vittime, quasi 12 ore passate con il fiato sospeso, che ai più hanno fatto pensare a una sola cosa. Alla follia umana ho pensato. Alla follia umana. Che può manifestarsi così improvvisamente anche in un paese dove c'è lei tranquillo. Sì, che può manifestarsi così anche proprio a un vicino di casa, senza un preavviso, senza un segnale nitido. Questo è il mio pensiero. Allora, andiamo avanti sempre con la cronaca nera. Avrebbe compiuto 22 anni a settembre. La comunità di Asola è sotto shock per la morte improvvisa di Edoardo Zamperoni, trovato cadavere sabato mattina a letto nella sua abitazione. Il padre, non vedendolo alzarsi, era andato in camera per vedere se il figlio avesse qualche problema e lo ha trovato senza vita. Nelle prossime ore la procura disporrà l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Sul posto anche i carabinieri. Zamperoni si era diplomato al liceo scientifico Primo Levi di Montebelluna ed era iscritto al corso di laurea in ingegneria gestionale all'Università degli Studi di Padova. Il sindaco Franco Dalla Rosa e l'amministrazione comunale di Asola hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla famiglia Zamperoni, che in questo momento di grande dolore, come unico conforto, ha l'abbraccio ideale di tutta la comunità asolana e degli amici di Edoardo. Oggi in regia ci sono Italo Morao e Renato Cappoia, con cui vediamo un servizio di un'altra morte improvvisa, quella di Simone Moro, che è morto di infarto mentre era alla guida dell'auto, aveva fatto un'ultima telefonata a suo padre. Vediamo il servizio.
Poche ore di agonia, poi il suo cuore ha cessato di battere ad appena 27 anni. È una Fara di Soligo incredula quella che si è svegliata con la notizia della morte di Simone Moro, titolare di una nota impresa di giardinaggio, la Moro Giardini, giovane molto conosciuto e stimato in paese. Le speranze che ce la potesse fare sono svanite in nottata all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove era ricoverato per l'arresto cardiaco che lo aveva colpito qualche ora prima a Tarso, mentre era al volante della sua auto. Era stata una giornata di spensieratezza, un'escursione in quella montagna che tanto amava, assieme all'altra sua grande passione, la bicicletta. Un'escursione in compagnia di un amico e nulla che facesse presagire il peggio. Simone apparentemente stava bene. Poi, di rientro a casa in serata, improvvisamente il malore. Quella sensazione di dolore lungo la strada delle Mire a Corbanese. Pochi istanti nei quali Simone ha capito che qualcosa non andava e nonostante tutto ha avuto la prontezza di accostare la vettura ed evitare uno schianto, mentre l'amico al suo fianco, testimone di quanto stava accadendo, ha subito allertato i soccorsi. Di lì a poco dalla piazzola dell'ospedale di Treviso è decollato l'elicottero del SUEM che in pochi minuti è atterrato in un'area verde vicino alla strada delle Mire, nei pressi del cimitero del paese. Le condizioni del ragazzo erano apparse fin da subito molto gravi agli occhi degli operatori del 118 che gli avevano prestato le prime cure. Una volta stabilizzato è stato trasportato in elicottero al Cafoncello ed è iniziata l'attesa, purtroppo breve, e conclusa con il peggiore degli esiti. È una tragedia davvero terribile, quelle notizie che non vorremmo mai ricevere purtroppo. Simone era un ragazzo che era conosciuto da tutto il paese, lo conoscevo personalmente anch'io come tutta la famiglia, un bravo ragazzo sempre con il sorriso, un grande lavoratore, lui era giardiniere e proprio 3 anni fa ero passato a inaugurare la sua attività per la quale era molto contento. Lui era anche un grandissimo sportivo perché correva in bicicletta, un amante appunto anche della montagna, davvero una tragedia incredibile per tutta la comunità di Fara di Soligo, di Col San Martino, dove risiedeva con la famiglia, e quindi come amministrazione ci stringiamo a papà Franco, alla mamma Mary, al fratello e a tutti i familiari che in questo momento lo piangono, per cui veramente una grande tragedia per tutta la comunità davvero. Servizio di Nicola Zanetti, poi ci collegheremo in diretta con Christian Arboit per altre reazioni, il cordoglio di un'intera comunità. Commozione e grande partecipazione questa mattina nella chiesa del Carmine a Padova per l'ultimo saluto a Luca Vecchiato, il 55enne re dei panettieri di Padova, morto domenica scorsa in seguito ad un attacco di cuore. Il feretro, scortato dalla figlia e dalla madre di Vecchiato, ha fatto ingresso in chiesa alle 10, seguito da tanti cittadini, colleghi e rappresentanti delle istituzioni. Presenti l'assessore alle attività produttive Antonio Bressa, i vertici Ascom Patrizio Bertin e Federico Barbierato, che è anche sindaco di Abano Terme, e il medico Gianpietro Avruscio. Vediamo con la nostra regia un titolo del giornale di Vicenza che riferisce di un'altra aggressione alla polizia locale, 2 agenti che sono finiti all'ospedale. Vediamo il servizio di Daniele Garbin. Agenti di polizia locale aggrediti e costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso per essere intervenuti in 2 distinte occasioni durante il servizio per contenere l'aggressività di cittadini stranieri. È accaduto ancora, questa volta durante il fine settimana appena trascorso. A San Lazzaro, un cittadino originario della Tunisia in stato confusionale dovuto all'abuso probabilmente di alcolici vagava pericolosamente nella notte lungo la veloce arteria di scorrimento. Per evitare che accadesse il peggio, 2 agenti di pattuglia hanno cercato di soccorrerlo, ma hanno provocato la violenta reazione dell'extracomunitario. È stato necessario l'intervento di un'altra pattuglia per contenere l'uomo e portarlo in caserma, dove è stato denunciato. Gli agenti hanno riportato ferite guaribili in oltre una settimana. A Campomarzo l'altro episodio è accaduto la sera di sabato. Gli agenti sono intervenuti per sedare una zuffa tra 2 stranieri, uno di origine indiana, l'altro tunisina. Quest'ultimo ha percosso violentemente con un asse di legno con chiodi sporgenti l'avversario, che
che è finito a terra, dove ha perso alcuni denti ed è finito in ospedale. I primi ad intervenire i militari dell'esercito, raggiunti da 2 pattuglie della polizia locale. Anche in questo caso l'aggressore ha minacciato e aggredito violentemente gli agenti prima di venire bloccato e portato in sede, dove è stato denunciato. Si ripetono dunque gli episodi di violenza contro la polizia e cresce la polemica sulla dotazione degli agenti di polizia locale, giudicata insufficiente dal sindacato e dalle forze politiche di minoranza per garantire l'incolumità degli uomini negli interventi più difficili, dove l'uso dello spray urticante è inefficace. Sarebbe necessario il taser, la cui sperimentazione è stata bloccata dall'amministrazione comunale. Erano diventati l'incubo di locali e negozi di Treviso, più di una decina di colpi messi a segno, modus operandi sempre lo stesso. Di notte scassinavano gli accessi e in poco tempo svuotavano i registratori di cassa. L'ultimo raid all'alba di ieri, 300 euro asportati in un negozio, ma la squadra mobile di Treviso è riuscita a individuare e bloccare i responsabili. Sono 2 cittadini italiani, rispettivamente di 30 e di 44 anni. Sono in corso in queste ore le attività investigative per ricostruire tutti gli episodi di furto, più di una decina commessi a Treviso con un bottino di diverse migliaia di euro. Arresti e denunce per spaccio di droga durante i controlli della polizia a Padova nel fine settimana, sorpresi a scambiare droga e denaro coi clienti, fra loro un richiedente protezione internazionale e un 18enne accusato di 22 episodi di furto, rapine ed estorsioni, come si suol dire, un recidivo. Vediamo. A 18 anni è stato arrestato per spaccio, ma nel suo curriculum vitae una lunga sfilza di precedenti per furto, rapine ed estorsioni, per lo più ai danni dei suoi coetanei. Il baby pusher è stato bloccato nel fine settimana in via dell'Ippodromo a Padova durante i controlli antidroga della squadra mobile. I poliziotti lo avevano notato in sella ad una bici elettrica e lo hanno fermato nel quartiere di Mortise. Nascosti negli slip aveva 22 grammi di hashish, stesso stupefacente trovato anche nella sua abitazione, per questo è stato arrestato. Sempre in via dell'Ippodromo un altro pusher è stato bloccato mentre vendeva 2 dosi di cocaina. Durante i controlli i poliziotti hanno arrestato anche un altro spacciatore di 51 anni fermato nel parco di Villa Berta in via Vigonovese mentre vendeva cocaina. In tasca aveva 635 euro provento di spaccio. In via Aspetti invece è stato denunciato un giovane richiedente protezione internazionale mentre cedeva una dose ad un cliente. Lo straniero è lo stesso che lo scorso 15 luglio aveva anche aggredito e tentato di derubare un ragazzo in via Annibale da Bassano all'Arcella. Il giovane era in bicicletta e si era rifiutato di comprare droga e dare soldi allo straniero, che così gli ha sferrato un pugno e ha cercato di rubargli la bici. Attenzione, pickpocket è ormai un mantra, l'urlo, l'avvertimento di Monica Poli che segnala ai veneziani la presenza di borseggiatrici e borseggiatori, e più o meno dello stesso tenore l'appello di un parroco di Albignasego che mette in guardia i fedeli. Andiamo in diretta da Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, alle mie spalle la chiesa di San Tommaso, è qui che alcuni borseggiatori imperversano ormai da tempo ed è arrivata la denuncia del parroco che ha pensato bene di avvertire con il tradizionale bollettino, ma anche con un appello social, tutti i fedeli che la domenica vengono puntualmente in chiesa per assistere alla messa. Attenzione, un avviso che non volevamo mai dover scrivere, ma che purtroppo invece si è verificato, dice il parroco nelle sue parole: evitate di lasciare incustodite borse, portafogli e cellulari, soprattutto se vi mettete negli ultimi banchi della chiesa, perché è qui che si sono verificati furti nelle ultime settimane proprio tra i fedeli che stavano partecipando alla messa. Anche l'ambiente chiesa dunque non viene risparmiato dai borseggiatori. Tra altre cose nella zona di Albignasego nell'ultimo periodo sono aumentati anche i furti nelle abitazioni in questa estate, dove veramente la provincia di Padova, un po' in tutti i comuni, è stata presa di mira dai ladri che hanno svaligiato molte case lasciate libere dalle vacanze. Ma i borseggiatori non si sono accontentati delle case, si sono presentati anche in chiesa, dove appunto hanno portato via qualche portafoglio e dei cellulari, soprattutto tra i fedeli che si siedono negli ultimi banchi della chiesa. Il parroco ha pensato bene di avvertire i fedeli del fatto, sono stati informati anche i carabinieri che adesso dovrebbero mettere
mettere in campo una serie di controlli anche in borghese, magari prendendo parte alle celebrazioni per controllare appunto movimenti sospetti che si verificano in chiesa. Al momento il parroco, abbiamo provato a contattare il parroco Don Patrizio, che ha fatto appunto questo appello, ma al momento non è in parrocchia. Se riusciremo a contattarlo, ovviamente poi maggiori dettagli di questa vicenda ve li daremo nei corsi dei nostri telegiornali serali. Intanto dal Bignasego è tutto, linea allo studio. Grazie molte a Valentina Visentin, per la parte tecnica Cristian Rocche. A Iendi andiamo a Mestre, sempre per la cronaca. C'è stato il pestaggio di un uomo, il trentenne Gilberto Zancanaro, da parte di tossicodipendenti che volevano dei soldi per comprarsi una dose. Dopo il pestaggio i residenti hanno chiesto telecamere e controlli delle forze dell'ordine per essere tutelati da questo aumento esponenziale di degrado. A Mestre sentiamo Anna Maria Parisi. A Mestre sta facendo discutere la nuova profilazione criminale con cui sbandati, per lo più tossicodipendenti, si avvicinano alle potenziali vittime in cerca di denaro contante per l'acquisto di una dose. Si tratta di un'estorsione vera e propria. A darne notizia con grande coraggio Elisabetta il giorno dopo il pestaggio del figlio. Ti dicono o soldi o coltello, cioè è una cosa pazzesca. È un nuovo genere di estorsione che non conoscevo. Così da Via Piave, cioè a meno di 1 chilometro da Via Fogazzaro, Ernesto Rosapepe, da sempre in prima linea contro spaccio e degrado, invita la gente a non cedere alla paura e a comportarsi come Gilberto. Per fortuna no, qua non è ancora successo, perlomeno non ho sentito che sia successo qui. Bisogna avere coraggio di denunciare. Non cedere al ricatto dei malviventi né dei pochi spiccioli da tenere in tasca per tenere a bada i tossicodipendenti, ci dice anche oggi al telefono sempre Elisabetta. Intanto in Via Fogazzaro i residenti vivono angosciati per le minacce e intimidazioni che subiscono quotidianamente, raccontano. Bisogna guardarsi attorno, cioè nel senso che quando tu cammini qui devi sempre avere occhi davanti, dietro, accompagnare gli anziani a fare bancomat. Una volta che c'era polizia, che c'erano i carabinieri, che passava, si vedeva, adesso non si vede altro. Cioè gli agenti, i vigili o la polizia o chi per loro devono scendere dalle macchine e camminare. Devono controllare le persone, devono far vedere le divise. A dirci che qui in Via Fogazzaro c'è gente pericolosa, anche alcuni cittadini stranieri di loro iniziativa si avvicinano con coraggio alla telecamera. Tante brutte persone qua, brutti vuol dire gente che rubano, vendono droga, e loro gira sempre, non lo so polizia cosa fare. Lunedì prossimo, 19 agosto, Gilberto, il trentenne pestato, subirà l'intervento chirurgico per la frattura multipla al naso e riportata dopo la barbara aggressione denunciata in mattinata in questura. Già fermati e identificati rispettivamente da polizia locale e agenti della questura di Venezia i 2 aggressori, la 19enne marocchina e il 25enne nigeriano, entrambi però già a piede libero, sebbene con una denuncia di lesioni in concorso. Adesso andiamo a Padova, dove il TAR ha confermato il DASPO a padre e figlio ultra del Mantova che erano entrati allo Stadio Euganeo con un coltello. Lo scorso 8 gennaio erano entrati allo Stadio Euganeo con un pugnale nascosto nell'asta della bandiera della loro squadra. È stato confermato anche dal TAR e il DASPO a padre e figlio tifosi del Mantova che erano arrivati a Padova per assistere al match di Lega Pro. I 2 erano stati intercettati durante le operazioni di filtraggio della polizia. Il ragazzino, appena 17enne, stava maneggiando l'asta della bandiera in un modo che ha insospettito i poliziotti, che hanno subito controllato. All'interno hanno trovato nascosto un pugnale con una lama di 23 centimetri. Il giovane è stato denunciato e il questore Marco Dorisi aveva disposto un DASPO di 3 anni, 5 anni di divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive anche per il padre del minore che lo accompagnava e che è stato denunciato per omessa vigilanza. I 2 avevano fatto ricorso al TAR spiegando che si trattava di un pugnale lasciato a loro insaputa da un amico, scuse che non sono bastate al tribunale amministrativo che ha confermato per entrambi il DASPO.
Servizio di Valentina Visentin, sono 3 i casi di dengue registrati a Padova negli ultimi 2 mesi, una malattia non endemica ma portata da chi viaggia in zone tropicali e subtropicali. In Piazza Mazzini è già partita la disinfestazione. Ancora un caso di dengue, ancora disinfestazioni. A Padova questa volta ad essere colpita è la zona di Piazza Mazzini per un caso di febbre dengue trasmessa dalla zanzara tigre. Secondo le direttive regionali è stato già attivato l'intervento di disinfestazione per eliminare i focolai larvali in un raggio di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i primi contagi. Questo è il 3° caso in 2 mesi nella provincia di Padova, tutti provenienti dall'estero. In questo caso il contagio è avvenuto in Estremo Oriente. Si tratta infatti di una turista rientrata dalle ferie che manifestava una febbre sospetta. Le condizioni della paziente non destano però preoccupazione. Gli esperti dell'ULSS raccomandano a chi rientra da mete esotiche di continuare a proteggersi contro le punture di zanzare per non rischiare di diffondere la malattia. Servizio di Francesco Rattai, ancora un giallo, la morte del 18enne trovato morto sulla Pontebana. Si segue la pista del pirata, ma ci sono altri elementi da chiarire. Andiamo in diretta da Cristian Arboita, Nicoletta Rizzetto. A te, Cristian. Sì, direttore, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Siamo lungo la Pontebana, all'altezza del Tamoil. Lì ieri mattina è stato ritrovato il corpo del 18enne sotto quell'albero. La pioggia di questi minuti, la pioggia di queste ore sta lavando via i segni della tragedia. Ieri mattina il corpo del ragazzo alle 5:30 è stato ritrovato rannicchiato, sanguinante, con una vistosa ferita alla testa. Da lì una mattinata di mobilitazione, di indagini da parte dei carabinieri anche con il nucleo della scientifica. Sono state ore davvero difficili da tutti i punti di vista, con l'interdizione del traffico. Nel servizio che vediamo ripercorriamo la giornata, poi ti do tutti gli aggiornamenti perché ci sono degli aggiornamenti importanti e anche una testimonianza che abbiamo raccolto qualche decina di minuti fa. Ma partiamo dalla cronaca, partiamo dalla domenica di sangue che si è registrata qui sulla Pontebana. Una fine tragica che lascia aperta un'ipotesi, anche la più cruenta, quella di un 18enne del Burkina Faso, ospite di parenti a Treviso, trovato morto poco prima dell'alba sul ciglio della strada lungo la Pontebana a Nervesa della Battaglia, rannicchiato con una vistosa ferita alla testa, sangue ovunque. Per gli operatori del soccorso un'alba di mobilitazione, per i carabinieri una domenica segnata da rilievi e indagini continue per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane. Sono le 5:30 quando al 118 arrivano 2 segnalazioni da altrettanti automobilisti, una in particolare quella di una donna diretta verso Ponte della Priula, di ritorno dall'aeroporto Canova. La sua Clio resta parcheggiata per diverse ore nel vicino Tamoil, ha una gomma a terra sul lato destro, probabilmente ha urtato il corpo del giovane che si trovava già a terra. Di certo quando i sanitari arrivano sul posto per il 18enne, Cheikh Tidiane Banche il suo nome, non c'era più nulla da fare. Capita la gravità della situazione, il tratto di Pontebana viene chiuso, il traffico deviato, arriva anche il nucleo della scientifica, la scena viene cristallizzata per alcune ore fino alle 10, il corpo resta nella posizione del ritrovamento per consentire misurazioni e recupero di possibili elementi. La prima domanda a cui rispondere è cosa ci facesse alle 5:30 del mattino un 18enne non residente del posto in questo angolo buio di Pontebana, lato ferrovia. Il tratto è fuori dai centri abitati, ci sono solo aziende chiuse. Prima ipotesi, il ragazzo sta camminando e viene investito da un pirata della strada, forse ha trascorso la serata in zona, insomma un omicidio stradale con fuga e omissione di soccorso. Seconda ipotesi, qualcuno scarica il 18enne da un'auto in corsa, magari già ferito, un'aggressione, un gioco finito male, un regolamento di conti, in poche parole un omicidio. A metà pomeriggio si procede ma senza un'ipotesi di reato specifica. Il corpo del teenager presenta fratture e appunto una ferita profonda alla testa, per cui nelle
prossime ore sarà conferita l'autopsia. Bisogna anche capire se il ragazzo fosse o meno alterato da sostanze. Gli interrogativi sono aperti. Tidiane proviene da una famiglia burkinabè che fino a qualche anno fa risiedeva a Ponzano, ma i familiari più stretti sono tutti in Francia. Nella Marca ci sarebbe un fratello, per ore sull'asfalto non è stato raggiunto da nessuno. Alle spalle quindi un contesto familiare problematico. Ad assistere all'operazione anche la Protezione Civile di Montebelluna. Per recupero della salma chiamati l'autorità giudiziaria dei carabinieri. Siamo qua, adesso gli operatori della strada qua dell'ANA stanno lavando la forma. I carabinieri coordinati dalla procura hanno lavorato per tutto il giorno nel più stretto riservo. Si guarda anche alle telecamere della Pontebana. Forse la risoluzione del giallo potrebbe arrivare da uno dei tanti occhi elettronici puntati su una delle arterie più trafficate della Marca. Già gli occhi elettronici di una delle arterie più trafficate della Marca. Questi potrebbero fare la differenza, direttore, nella risoluzione del giallo. Non solo questi, in realtà ti posso dire che poco fa, in mattinata, i carabinieri sono venuti qui alla stazione Tamoil di Nervesa della Battaglia per acquisire le immagini. Proprio ieri sera, nel corso del nostro telegiornale, il titolare, uno dei titolari, Fabio Daniel, aveva messo a disposizione i nastri della registrazione, lo avevamo intervistato. Oggi, questo è l'aggiornamento proprio di questi minuti, le immagini sono state acquisite, così come si stanno acquisendo le immagini di tutta la videosorveglianza pubblica e privata lungo la Pontebana. Te lo do con il condizionale, ma è quasi certo sono in corso anche delle analisi sui frame di alcuni locali, tra cui l'Odissea. Lì il giovane avrebbe trascorso parte della serata, ma l'Odissea si trova qui a 2-3 chilometri. Questa è una zona deserta, soprattutto di notte, nel senso deserta se non per le macchine, non ci sono centri abitati. Il primo centro abitato che si trova andando verso Spresiano è Busco, ma per andare a Busco bisogna svoltare, quindi non è sulla strada, la zona per l'appunto è deserta. Prima di arrivare il vice sindaco Leonardo Gottardo, vice sindaco di Nervesa della Battaglia, ti faccio sentire però, direttore, la testimonianza di Eric, del giovane Eric, che siamo riusciti a intercettare poco fa con Nicoletta Rizzetto in via Tre Venezie, in viale Tre Venezie a Treviso. In quel condominio che vedrai nelle immagini, Tiane viveva da qualche giorno, da una settimana, era rientrato dalla Francia. Ti faccio sentire il giovane Eric. Tidane abitava qui da quanto? Lui? No, lui è arrivato in vacanza una settimana fa. Dalla Francia? Dalla Francia qua. In Francia lui stava con sua mamma? Giuro che io non conosco la storia con lui, con Suleiman. Io sono ivoiriano, lui l'altro è burkinabè. Ed era qui con uno zio, con un cugino? Ah, qua? No, gli zio. Che ragazzo era? Tu l'hai visto, lo hai intravisto? Un ragazzo tranquillo? Sì, tranquillo. Lui non parla troppo, è qualcuno di tranquillo. Non era uno che parlava tanto? No. Io l'ho visto 2 volte e dice... Ma dicono che volesse trovare un lavoro qui in Italia, che stesse cercando lavoro? È così che mi ha detto l'altro. Lui mi ha detto che è arrivato il cugino, che lui ha cercato a lavorare qua, va bene. Quindi era da pochi giorni qui, sì, in questo pochi. Quindi il giovane, il 18enne, si trovava a Treviso da pochi giorni, ma attenzione, Diana era nato a Treviso, la famiglia ha vissuto per tanti anni nella Marca trevigiana, a Ponzano in particolare, dove il giovane aveva giocato anche nelle squadre locali fino a 10-11 anni. Poi la famiglia si è sfaldata, c'è stata una separazione, il papà è nel Regno Unito,
la mamma in Francia e il giovane ha seguito la mamma in Francia. C'era un rapporto difficile, questo lo possiamo dire, e quindi il giovane più volte se ne è andato da casa e è rientrato in Italia. Stavolta, per trascorrere le vacanze, questa diciamo così la formula che utilizza Eric, il giovane che abbiamo intervistato, era rientrato da questo zio che attualmente si trova, pare, dai carabinieri o all'obitorio, chiaramente. Comunque uno zio, un cugino si trovava qui da qualche giorno. Con ogni probabilità il ragazzo stava cercando anche lavoro qui in Italia, qui nella Marca Trevigiana. Leonardo Gottardo è vice sindaco di Nervesa della Battaglia e qui con lei, vice sindaco, c'è un mazzo di fiori. Purtroppo sì, è l'ennesimo mazzo di fiori che questa strada purtroppo ha attaccato ai propri platani. È un segnale che questa strada ha dei problemi. Dobbiamo cercare in qualche maniera con gli enti superiori di trovare una soluzione. Da parte nostra cosa possiamo fare? Vediamo anche in questi momenti che siamo qui le auto che sorpassano a velocità sostenuta. Da parte nostra potremo solamente vigilare maggiormente con la nostra polizia locale questo tratto di strada che è rettilinea e anche priva di illuminazione, e questo è un problema perché la tragedia è avvenuta alle prime luci dell'alba. Magari un'illuminazione più importante o presente magari poteva anche aiutare questo ragazzo a essere qui tra noi ancora oggi. Ecco perché il tratto è buio. Il tratto è buio, si vede che lampioni non ce ne sono, quindi dobbiamo solamente da domani interagire con l'ANAS e capire se ci sono delle possibilità per un incontro per definire un intervento di riqualificazione dal punto di vista energetico di questa strada che manca completamente. Tra l'altro, vice sindaco, questo è un tratto, insomma, è conosciuto anche per il fenomeno della prostituzione. Purtroppo sì, è un fenomeno che da tantissimi anni, io ricordo minimo 20-30 anni, il fenomeno della prostituzione su questa strada c'è, inutile negarlo. Molte volte le forze dell'ordine intervengono, poi sappiamo che la sera dopo ritorna tutto come prima. Anche su questo dobbiamo lavorare e fare meglio. Ecco, tra l'altro, direttore, ti do degli aggiornamenti che mi arrivano dai carabinieri. In Cairano San Marco e Pederoba, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, sono stati denunciati diversi soggetti proprio per guida in stato di ebbrezza, rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica. Insomma, è un fenomeno che c'è, che persiste, insomma, in questo tratto di strada, insomma, indubbiamente c'è. Purtroppo sì, abbiamo anche dei locali notturni che purtroppo sappiamo che il sabato sera i ragazzi purtroppo alzano il gomito, non capiscono ancora che chi beve non deve guidare. Purtroppo questa è un'attività che tutte le attività che sono state fatte di sensibilizzazione non sono sufficienti. Dobbiamo anche noi come comune aggiornare questa cosa e farla meglio, assolutamente. E a proposito di alterazione, pare che il ragazzo fosse alterato, ma anche questo lo si capirà dall'esame autoptico, dall'autopsia. Questa mattina è stato conferito l'incarico, quindi bisogna fare luce anche su questo, non solo sulla natura delle lesioni, se conseguenti a un urto con un'auto o un'aggressione, questo lo capirà sicuramente l'anatopopatologo, ma appunto anche se il ragazzo fosse in qualche modo alterato. Ma questo lo dirà la scienza, questo lo diranno i sanitari, non spetta certamente a noi dirlo, mentre appunto tutte le telecamere della zona sono a setaccio, comprese quelle del Tamoil. Come ti dicevo, questa mattina i carabinieri sono stati qui per visionare i nastri. Lei era presente? Sì, assolutamente sì, i carabinieri erano qui sul sito a visionare i nastri delle telecamere. Una cosa preme dire, le condoglianze alla famiglia del povero ragazzo che domenica mattina è stato ucciso, e speriamo che questo delinquente venga assicurato alle forze dell'ordine nel più breve tempo possibile. Questo è il messaggio forte e chiaro che arriva dalla Pontebana, da Nervesa della Battaglia. Grazie vice sindaco Leonardo Gottardo. Per il momento è davvero tutto, direttore. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie molte a Christian Arboit da Nervesa della Battaglia. Vediamo un altro giallo che bisognerà risolvere in Val Pusteria.
È stato ritrovato il cadavere di un ragazzo tra i 20 e i 30 anni in una malga, il corpo era quasi decapitato. Sempre in Valpusteria c'è stato l'altro fatto gravissimo con cui abbiamo aperto il TG, e cioè l'uomo che si era serragliato in casa dopo aver ucciso il padre novantenne e avere anche ucciso una vicina di casa, poi suicidandosi. Un giovane di 25 anni residente nel Vicentino in vacanza nei lidi ferraresi è morto ieri pomeriggio dopo essere scivolato da uno scoglio a Porto Garibaldi nel Ferrarese. Il giovane è stato visto sparire sott'acqua dopo diverse disperate bracciate nel tentativo di chiamare aiuto. Alcuni turisti hanno chiamato i soccorsi attorno alle 19, dopo oltre 3 ore di ricerca. La Capitaneria di Porto e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno ritrovato il corpo del giovane originario del Pakistan a 10 km dallo scoglio da cui era scivolato. Adesso andiamo a Sandrigo e sentiamo Mirko Cavallin. Mirko Cavallin, cosa è successo nel cimitero? Ancora una volta atti vandalici. Buongiorno dal cimitero di Ancignano, frazione di Sandrigo, in provincia di Vicenza, con Federico Cibotto, la parte tecnica, e con me il signor Ferdinando Toffanin, davanti alla tomba di famiglia, la parte paterna. Cos'è successo, signor Ferdinando? Qua ieri mattina sono stato chiamato da un mio amico e ha detto vieni giù a vedere perché hanno distrutto gli angeli. Il soccorso da Bassano sono venuto giù e ho visto la disfatta. Questi angeli erano appunto agli ingressi di questa tomba a forma di piramide che è gemella di un'altra tomba di famiglia, il ramo materno della famiglia del signor Ferdinando, tomba che si trova esattamente simmetricamente sul lato opposto. Hanno rotto queste statue, i pezzi hanno sparsi in giro, ma sono entrati anche dentro. Sì, sono entrati dentro, hanno morso il sigillo della tomba. E non so se hanno buttato qualcosa dentro nella tomba. Qui riposano tutti i suoi parenti, l'ultimo è suo fratello? Sì, l'ultimo dell'anno. Il 31 dicembre? 31 dicembre. Cosa ha già avvisato i carabinieri? I carabinieri sono venuti subito, sono andati dai zingari qua vicino. E adesso vedranno le telecamere, c'è una telecamera esposta all'esterno, se vedono qualcosa. Lei cosa si sente di dire dopo aver subito questo danno? Ma mi trovo in un momento che l'Italia non va bene. Questo all'estero credo che non succeda. Perché qua fanno colori nelle abitazioni, a casa loro non fanno queste cose. E non c'è ordine, non c'è disciplina, ci vorrebbe ancora la leva a fare. I militari imparano a essere educati e rispettare le persone. Questo non è l'ultimo atto di vandalismo, ce n'è stato uno pochi giorni fa anche ancora nel Vicentino, nel cimitero di Cartigliano, su cui si stanno attendendo ulteriori verifiche. Chi è entrato qui, nonostante la presenza di una telecamera all'esterno, ha anche forzato il cancello per entrare. Della situazione sono stati informati, come ci ha detto il signor Ferdinando, i carabinieri, è informato anche il sindaco di Sandrigo e quindi una situazione che continueremo a seguire. Signor Ferdinando, come si può sistemare adesso? Sistemare che il danno, vediamo cosa dirà il comune, anche perché è una cappella storica, vecchia. Noi abbiamo un'abitazione, anche quella che è molto importante, è dell'800.
Quindi un punto che è stato violato, un evento sacrilego all'interno di un cimitero pienamente da condannare. Da Ancignano di Sandrigo è tutto, a voi la linea. Grazie molte a Mirko Cavallini e al nostro operatore Federico Cibotto. Non hanno niente di meglio da fare che andare nei cimiteri e fare quello che abbiamo mostrato in questo servizio, cose da matti. Fanno i danni, ma se non altro sono animali, non sono uomini, che dovrebbero, come dire, vabbè, non citiamo, infatti non foste a vivere come bruti, eccetera, eccetera. No, questi sono dei bruti veri e propri, vanno anche nei camposanti. Invece gli animali fanno il loro mestiere di animali, però fanno dei danni, sono danni che andrebbero arginati, dicono gli allevatori dell'altopiano, che sono ancora una volta vittime di predazione. Dopo 6 anni che sono qua in Maiga, che fa tutte le notte il servizio lupi, che diciamo, sono stato beffatto. Tutto questo è. Già, perché i lupi hanno sbranato una delle sue manze, Minni, a cui Paolo Dalla Palma e la sua famiglia erano molto legati. Il titolare della Malga, Mazze Superiore a Lugo di Vicenza, nell'altopiano, è molto scosso. Solo qualche giorno fa, assieme a lui, ricorderete, avevamo fatto il giro dei pascoli a bordo della Jeep, lo stesso percorso che lui ogni notte fa per proteggere dalle predazioni la sua mandria. Ma questa volta il lupo ha avuto la meglio, uccidendo una delle giovani burline che alleva il malghese. Tanta rabbia e dolore nelle sue parole. Si parla di 3.000 lupi, no? Sì. Come in Italia. Quante sono le burline in Italia? 300. E dov'è la burlina? È una razza, una vacca autoctona, una biodiversità, in via di estinzione, come il lupo. È una razza localmente del Veneto, dell'altipiano di Asiago e del Grappa. Ne è 300 in tutta Italia e quindi adesso distinguerle. Mi sono recuperarle e adesso il lupo di distruggerle di nuovo. Che differenza cos'è tra il lupo e la vacca burlina che può essere predata? Mi ne ho 40 e conosco tutti per nome e li trattai. Ne capisco bene. E si chiamava Mimì. E questo voglio dirti è una roba che colpisce, perché se dopo 6 anni di sorveglianza tutte le notti, se mi capisci, è una sconfitta per me. Una sconfitta per me personalmente. Non sono stato in grado a garantire la sicurezza notturna al pascolo. Sicurezza notturna alla Pasqua. Sono lupi davvero molto spregiudicati, usiamo questo termine, che addirittura arrivano nei giardini delle abitazioni private per partecipare magari a una grigliata. Vediamo il servizio da San Vito di Cadore. Ancora lupi, un esemplare è entrato nel giardino di casa della famiglia De Sandra Resinego Alte di San Vito di Cadore. Prima si è aggirato intorno alla legnaia, parrebbe per una decina di minuti, per poi tornare verso il bosco spaventando i presenti che si erano riuniti per una grigliata ferragostana. Erano una decina di adulti e 5 bambini. Poco prima di mezzogiorno hanno visto entrare il lupo, né spaventato né infastidito dalla presenza delle persone, andando anche sul poggiolo di una casa vicina i cui proprietari erano assenti. È chiaro che noi dobbiamo far mantenere, proprio per la sicurezza di questi animali, la paura che il lupo deve avere nei confronti dell'uomo. Questa è la miglior salvaguardia proprio per il lupo. Dell'episodio accaduto in pieno giorno a Resinego Alte è stato subito informato il sindaco Franco De Bon, esperto di fauna selvatica, che ha fatto una segnalazione alla polizia provinciale che effettuerà un sopralluogo. La situazione andrà monitorata per capire se è un episodio isolato o se si ripeterà e nel caso verranno adottati i protocolli previsti dalle normative in caso di animali troppo confidenti. A San Vito un lupo così vicino alle case e soprattutto alle persone non si era ancora mai visto, sottolinea il sindaco, per di più in un'area molto frequentata anche da turisti perché porta semplici passeggiate molto belle e panoramiche. In alcune parti della provincia c'è stata la dissuasione con le munizioni di gomma, con i pallini di gomma,
Io credo che nei casi in cui questo lupo aggravi il suo comportamento, nel senso che entri continuamente in centri abitati dando allarme eccetera, crei proprio allarme sociale in queste situazioni, perché la signora mi ha telefonato veramente molto allarmata perché aveva 2 bambini piccoli, poi appena sopra hai visto che lì siamo proprio nella prossimità della casa. Nel caso ulteriore l'animale dovrebbe essere rimosso. Servizio di Fabio Fioravanzi della nostra redazione di Belluno. Vediamo, siamo in montagna con i titoli del Corriere delle Alpi. Il caldo sta sciogliendo i ghiacciai. Gli esperti dicono già raggiunto il Glacier Loss Day. Il bilancio dei sopralluoghi estivi, via tutta la neve accumulata in inverno, perdite tra il 1,5 metri e i 2 metri, conseguenza dei cambiamenti climatici. E poi il meteo non scoraggia, 3.225 iscritti al Giro del Lago, 25.800 euro in beneficenza. Ancora l'overtourism Serrai di Sottoguda è già tutto esaurito fino al 15 settembre, giallo sulla sicurezza, i dubbi fugati dell'assessore. Il turismo dei selfie contribuisce all'insostenibile affollamento delle Dolomiti. Davvero tanta gente a cercare refrigerio, con tanti sindaci che hanno deciso di applicare il numero chiuso. Andiamo a Bassano del Grappa e parliamo di politica con un servizio di Alex Giuliano che ci racconta del botta e risposta tra la ex sindaca Elena Pavan e l'attuale primo cittadino Nicola Finco sul tema dei progetti per la sicurezza idrogeologica. Mercoledì il sindaco Nicola Finco, insieme a una parte dei suoi assessori e consiglieri, ha presentato alcuni progetti per realizzare interventi di riduzione dei rischi idrogeologici in Contrà San Giorgio e nelle frazioni di Sant'Eusebio, Valrovina e Campese. Fin qui tutto bene, se non che ecco spuntare sui social questo post dell'ex sindaca Elena Pavan, che volendo sintetizzare rivendica a sé il merito dei progetti pronti per essere cantierati a settembre. Cambio di passo è vendere per propri il lavoro e i risultati altrui, onestà intellettuale, quale sconosciuta. Ma a ben vedere nessuno dell'attuale amministrazione si è preso il merito della paternità dei lavori finanziati in gran parte grazie a fondi ministeriali intercettati dall'ufficio comunale che si occupa di PNRR, a cui si aggiungono poi risorse interne. Ho assistito in questi giorni a alcune polemichette sterili, in quanto dicono ma il sindaco ha presentato dei lavori che sono già stati progettati in precedenza. Certo, però è mio dovere informare anche i cittadini dell'avvio dei lavori, del lavoro che abbiamo fatto come giunta comunale nell'ultimo mese e mezzo, che riguarda tutta la parte di affidamento dei lavori, tanto è vero che a fianco a me in conferenza stampa c'era sia l'assessore Zonta che l'assessore Viero, che facevano parte della precedente amministrazione, che hanno seguito la cosa e che oggi con la nuova amministrazione, con la mia guida, stanno portando avanti questo tipo di cantieri. Quindi non ho portato via niente a nessuno, io riconosco i meriti di coloro che hanno avviato questa progettazione, però va anche riconosciuto che la progettazione era a metà e in un mese e mezzo abbiamo portato a termine questa fase per poi affidare i lavori e partire con le opere già dal mese di settembre. Nicola Finco getta quindi acqua sul fuoco, un fuoco che più di qualcuno avrebbe potuto alimentare, ricordando ad esempio i tanti annunci rimasti tali dell'ex sindaca Pavan, come ad esempio quelli sul Caffè Italia, sul teatro, sulla posa della prima pietra del Genius Center o sull'imminente riapertura della spiaggetta di via Pusterla. Ma è estate, fa caldo e allora ben venga una bella secchiata d'acqua e appuntamento a settembre con l'inizio dei cantieri. Sentiamo anche la voce dell'opposizione, qui incarnata dall'ex sindaco Riccardo Poletto, che racconta ad Alex Giuliano del nuovo centro storico con una Mazzini riqualificata e l'espansione dei giardini Parolini. Sentiamo. Il dado è tratto, scagliato dalla minoranza che sperava di fare centro già negli scorsi anni di amministrazione Pavan, senza fortuna, e che spera di riuscirci adesso.
La freccia in questione è quella che porta con sé l'ipotesi di riqualificare la Mazzini e di trasferire al suo interno i ragazzi della scuola media Vittorelli. Un'ipotesi particolarmente interessante che stiamo caldeggiando da qualche anno. Io insisto su questi due punti fondamentalmente. La Mazzini va ristrutturata come edificio. Abbiamo avuto in passato con la recente amministrazione un sacco di ipotesi, anche purtroppo parecchie spese di consulenze che poi sono andate a finire in vicoli ciechi. Noi abbiamo sempre detto quella è sempre stata una scuola, deve rimanere una scuola. Io dico ristrutturiamola, facciamoci ancora scuola e ospitiamo il polo di scuola primaria e secondaria di primo grado, sia la vecchia scuola media del centro storico lì, quindi Mazzini più Vittorelli. E per fare centro, sia idealmente con la freccia che nella pratica con il progetto di dare al centro cittadino una nuova fisionomia, la struttura del Vittorelli verrebbe integrata maggiormente con i giardini Parolini. Anche l'idea di utilizzare la Vittorelli per servizi legati in qualche maniera al potenziamento e alla valorizzazione dei giardini Parolini o anche per sede di altre associazioni, credo che sia l'ipotesi migliore. Mi auguro che questa amministrazione recepisca questa volontà, che peraltro è stata anche testimoniata da molti cittadini attraverso raccolte firme, petizioni, quindi insomma c'è un movimento in città molto vasto che dice teniamoci quella scuola in centro storico, che avrebbe anche come vantaggio di essere una scuola molto bella, nuova, completamente ristrutturata in centro storico. Questo potrebbe essere una leva per rivitalizzare quella dimensione residenziale del centro storico che è andata in crisi ormai da parecchi anni. Ex sindaco di Bassano del Grappa Riccardo Poletto, e adesso vediamo il servizio di Vanessa Banzatto dopo il drammatico incidente stradale che è costato la vita a Riccardo Zanchetta. Il comune di Bassano intende potenziare la sicurezza sulle principali arterie. Resta un mazzo di fiori nel punto in cui mercoledì scorso è morto Riccardo Zanchetta, il 27enne di Rossano Veneto, coinvolto in un terribile incidente stradale lungo Viale Asiago a Bassano mentre si trovava in sella alla sua Honda Hornet. La famiglia non sa ancora quando potrà dare l'ultimo saluto al giovane operaio della cartiera Favini che viveva con la compagna e un figlioletto. Si tratta del terzo incidente stradale con esito mortale nel giro di pochi anni lungo Viale Asiago e da tempo i residenti chiedono un intervento al comune. Noi l'avevamo anche segnalato un incontro prima delle elezioni delle amministrative, c'era stato detto, posto tutta una serie di difficoltà, però 3 morti nel giro di 500 metri, 600 metri in 6-7 anni, io credo che non si può dire una fatalità. Qualcosa bisogna fare, insomma. Proprio sulla sicurezza delle e sulle strade sta ragionando l'amministrazione comunale. Qualsiasi quartiere dove andiamo parla di velocità e si lamenta della velocità delle auto e noi possiamo fare qualcosa sicuramente. Ecco, questo qual è? Questo è un piano che già ne abbiamo parlato anche con il sindaco in giunta, verrà portato avanti, quello delle isole ambientali, e per fare in modo tale che gli ostacoli possano tenere la velocità bassa, perché altrimenti le velocità sono sempre troppo elevate e il troppo elevato porta poi alle disgrazie come quella di qualche giorno fa. E stanno pensando a un'apposita campagna educativa. Credo che la cosa più importante sia invece quella di creare cultura, la cultura della viabilità, la cultura del rispetto, la cultura dell'attenzione, che deve essere per forza fatta a livello proprio massivo. Noi Bassano ci crediamo, perché è una delle prime regole. Porre attenzione non è mai troppa. Dobbiamo evitare le disgrazie come quelle che sono accadute, che è accaduta qui in Viale Asiago, perché sono cose che poi lasciano l'amaro in bocca e lasciano il pensiero di dire cosa si poteva fare, ma dobbiamo mettersela tutta e tutti, noi come istituzioni ma anche i cittadini come frequentatori delle strade. Come sono andati gli affari per gli ambulanti quest'estate? Siamo andati a sentirli al mercato del sabato.
Quest'anno sono stati un po', sì, non è andato tanto bene, tanta gente perché la gente per i mercati c'era, però non tanti affari, diciamo. C'è chi ha detto è stato l'anno peggiore degli ultimi tempi. Beh sì, dopo contando anche che luglio e giugno è fatto tanti giorni di pioggia, non ci hanno dato una mano, anzi abbiamo perso molti mercati, sì, diciamo che non è stato proprio un bellissimo anno. Noi non possiamo lamentarci, però devo dire che Bassano è deludente. Noi facciamo il vicentino e anche il veronese. Non lo so, non c'è più la bella gente che una volta frequentava il mercato. Secondo lei questa è l'annata peggiore degli ultimi tempi? Penso proprio di sì. Ma come stanno andando gli affari in quest'estate 2024? Allora, peggio di l'anno scorso perché la temperatura è cambiata, nel momento giusto non è arrivato il tempo che ci voleva e adesso fa troppo caldo, perciò il cambio climatico ha influenzato molto sulle vendite. Forse tanti adesso dipendono da online. Vendite su online, comprano da online. Con questo caldo adesso che c'è tanto caldo preferiscono stare a casa che venire al mercato. Rispetto a qualche anno fa c'è stato un evidente calo. Che autunno e che inverno si prospettano? Allora, l'autunno e l'inverno, vabbè, per noi, per il settore intendo, è un periodo di feste, di ponti, di ricorrenze importanti insomma per noi. Però comunque si vede il calo. Siamo proprio sottotono, le cose non girano, secondo me la gente i pochi soldi che le aveva li ha utilizzati per andare in vacanza, però per comprarsi qualcosa da vestire nel mio settore zero e non recupereremo mai quello perso. L'estate è molto calda quest'anno e diciamo che è partita un po' tardi, stiamo un po' recuperando dai e sarà ancora lunga, quindi prevediamo che anche settembre ci porterà delle soddisfazioni estive. Avete registrato un calo importante? Sì, sì, fino a metà luglio almeno c'è stato un po' di calo. Poi dai, insomma, speriamo vada meglio l'autunno. Ecco. Voi siete ottimisti? Sì, sempre ottimisti. Grazie. Interviste di Vanessa Banzatto, caldo insopportabile, grandi rincari e quindi problemi anche per gli anziani. L'estate è la stagione più difficile per gli anziani che vivono in città da soli, costretti ad affrontare il caldo e periodi più o meno lunghi lontano dai familiari che partono in vacanza. Spesso le amministrazioni comunali o le strutture che ospitano gli anziani organizzano quelli che sono diventati una piacevole abitudine di questo periodo, i soggiorni climatici, per venire incontro alle esigenze dei tanti nonni e per offrire loro la possibilità di andare al mare in compagnia. Ma la crisi economica delle famiglie e soprattutto i forti rincari registrati nel settore vacanziero stanno mettendo a forte rischio queste iniziative. Noi verso il mese di marzo prepariamo questi programmi, dato che siamo affiliati ad un'associazione nazionale che è l'Ancescao. Abbiamo visto un leggero calo, una leggera flessione delle iscrizioni a questi soggiorni climatici, ma soprattutto è cambiato anche la richiesta. Ci chiedono sempre di più camere singole, perché purtroppo sono molto di più i single, dovremmo dire, che possono permettersi ancora questo e magari anziché essere le 2 classiche settimane al mare, magari abbreviarle a 7-10 giorni. Un grido d'allarme sociale che vede alcuni sindaci in prima linea nel sottolineare l'importanza di queste occasioni di svago e l'impegno nel far fronte al problema rincari. Si tratta di rincari che abbiamo rilevato lo scorso anno in fase di gara e di conseguenza ci siamo trovati nella condizione di dover scegliere come integrare questo tipo di servizio che era ormai un servizio storico all'interno della nostra comunità. In alcuni casi abbiamo incrementato quello che era l'apporto ad alcuni nuclei familiari proprio per permettere la possibilità a queste persone anziane over 65 di parteciparvi. In altri casi invece abbiamo dovuto rimodulare il servizio erogato, quindi da 15 giorni che era il classico tipo di servizio che erogavamo, accorciarlo a 10 o addirittura una settimana, però garantendo il momento aggregativo e andando quindi a enfatizzare quello che è la relazione tra le persone. Andiamo in pubblicità, 2 minuti insieme ai nostri registi Italo Moravo e Renato Cappoia. A tra poco, state con noi, grazie.
Nuovo in diretta con Focus TG, ci mancava solo il vaiolo delle scimmie, sono scattati i protocolli di sorveglianza anche nella Marca trevigiana. Dice il direttore della USL trevigiana Benazzi, bisogna evitare comportamenti sessuali a rischio e quanto al Covid sta colpendo anche in questi giorni, ci sono stati dei ricoveri. È chiaro l'allarme che noi lanciamo a tutti e attenzione, siccome si trasmette per via sessuale o pazienti che hanno contatto con liquidi infetti o con lesioni infette, di stare molto attenti, di evitare promiscuità sessuali. Evitare comportamenti sessuali a rischio può essere al momento l'argine più utile ed efficace contro la nuova variante di vaiolo delle scimmie, la cosiddetta Clade 1, considerata più pericolosa rispetto a quella del 2022, quando diversi casi si registrarono anche nella Marca trevigiana. E questa è molto più aggressiva, molto più invasiva e anche direi un po' più pericolosa, perché chiaramente non passa facilmente, a differenza dell'altra che se ovviamente nel giro di 20 giorni, di 3 settimane poi sarà la risoluzione quando cadono le escare dalle bolle, questa potrebbe continuare molto di più ed essere anche molto più infettiva. In Europa al momento l'unico caso si è verificato in Svezia, ma l'allarme lanciato dall'OMS su scala globale sta interessando tutte le autorità sanitarie. Situazione sotto controllo, dice il Ministero della Salute, che sottolinea come eventualmente vi siano scorte sufficienti di vaccino. In attesa di linee specifiche, a nord-est si collabora. La sorveglianza come diceva anche il nostro assessore Lanzarin, è forte, molto importante, e poi c'è una stretta connessione tra noi, il Friuli Venezia Giulia, in modo tale da creare una rete proprio di alert per evitare appunto che ci possa essere dei casi. Se questi ci sono, evidentemente vengono immediatamente isolati e posti in quarantena, usiamo questo termine. Ecco. Per un'emergenza allo stadio embrionale ce n'è una diventata ormai cronica, a tratti normalizzata, il Covid, che proprio in questi giorni sta conoscendo una nuova fase. Non abbiamo persone in terapia intensiva, però ricoveri purtroppo legati a casi soprattutto anziani che hanno contratto il Covid. Per loro la terapia chiaramente sono antipiretici, antinfiammatori e gestione ovviamente della patologia, che comunque si risolve nel giro di una settimana. E questo è il direttore della ULSS Marca trevigiana Francesco Benazzi. Vediamo la Croce Rossa di Venezia con numeri da record che sono sintomo di una crescente richiesta di interventi e di urgenze. Tra queste la necessità di acquistare una seconda idroambulanza per la laguna. Che cosa significa fronteggiare questo più 37%, quindi questo aumento di emergenze rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso? Quali sono questi interventi? I nostri interventi variano sia dalla parte in collaborazione col SUEM, con la convenzione, nella quale noi interveniamo in base alla chiamata. 2024 da record per il Comitato di Venezia della Croce Rossa Italiana, il cui motto è ovunque per chiunque. Nel report delle attività svolte nel primo semestre, con dati fino al 30 giugno scorso, si evidenzia un aumento molto significativo dei servizi erogati. In totale sono stati precisamente 2.312 contro i 1.456 dello stesso periodo del 2023. Spia di un significativo aumento dei bisogni di salute e di supporto alla persona, come spiega il presidente Marco Semenzato. Ma anche sono servizi cosiddetti secondari, ma secondari non lo sono, perché alla fine sono persone che hanno bisogno magari di un trasporto da casa all'ospedale, sono allettate e non possono farlo in macchina, e allora vengono a chiedere a noi un nostro intervento. Crescono dunque gli interventi di emergenza-urgenza, assistenze sanitarie, coperture di eventi e manifestazioni, sostegni nel sociale. A Venezia c'è bisogno inoltre di una seconda idroambulanza da mettere in servizio. Infatti la prima non basta più. Circa il 40% delle richieste di intervento non possono essere soddisfatte, richieste che da settembre cresceranno con la convenzione siglata con il SUEM, ragion per cui il 31 agosto si terrà una cena di gala di raccolta fondi. Ne servono 400.000, finalizzata all'acquisto di questa seconda e necessaria idroambulanza.
all'Hotel Excelsior che ci ospita all'interno della mostra del cinema. Quindi quale migliore occasione per poter anche promuovere l'attività di Croce Rossa e per ricercare donatori per questo fine. Abbiamo riferito prima di atti vandalici all'interno del cimitero di Sandrigo nel collegamento con Mirko Cavallin. C'è un'altra brutta storia che riguarda due genitori di Vigo d'Arzere che 18 anni fa persero il figlio Mirko di appena 17 anni in un incidente. Il papà Ettore ha denunciato l'ennesimo vandalismo di cui è stata vittima la tomba di suo figlio. Niente, io vorrei solamente chiedere a queste persone cosa gli spinge a prendere questa cosa da una tomba, qualsiasi, io adesso parlo per mio figlio, ma una qualsiasi tomba, cosa gli spinge a prenderla? Ditemi, vi do i soldi, andate a prendervi quello che volete, ma non portate via la roba di mio figlio. Io ogni volta ci sto male. Il dolore lancinante di una madre che ha perso il figlio di 17 anni e da 18 anni deve anche sopportare gli atti di inciviltà di chi ruba i fiori dalla tomba del suo Mirko, morto in un incidente stradale nel 2006 a pochi metri dalla sua casa a Vigo d'Arzere. A parlare è Ornella che insieme al marito Ettore Fornea ha denunciato l'ennesimo furto, una piccola pianta che era stata portata in cimitero da un ex compagno di scuola di Mirko per ricordare il suo compleanno. Su 18 anni sono 20 volte che hanno portato via piante, angioletti e una volta una sola moto, ma quella, vabbè, capisco, è stato un bambino, ma qui le piante che portano i loro compagni di scuola, che le portano via ogni anno. Se no addirittura 2 volte all'anno. Ettore Fornea, esasperato da questi furti, ha anche provato a installare delle fototrappole. Finché c'era non è sparito nulla. Ho messo delle telecamerine piccoline, invisibili, e non è sparito nulla. Tolte perché abbiamo detto ormai non succede più nulla. Hanno iniziato di nuovo a fare qualcosa, a portare via. Se non è una volta all'anno, sono 2 volte all'anno. Da Natale, Pasqua e ricorrenza del suo compleanno e soprattutto quando le fiorerie chiudono. I furti di fiori in cimitero riguardano anche altre tombe, ma quasi nessuno ha voglia di denunciare, spiega Ettore, che non si arrende a trovare chi da anni vilmente aggiunge dolore al suo dolore. Proverò a fare un'altra cosa, proverò a mettere sotto sorveglianza 24 ore su 24 la tomba di mio figlio, se è possibile, provo a farlo. È l'ultimo appello che mi resta. Ho trovato un amico, provo a sentire lui. Vediamo il dolore di un altro padre di famiglia, lo vediamo in queste immagini e nel servizio della Tribuna di Treviso, chiede che il figlio possa essere portato in Senegal. Sentiamo cosa con il dice. padre Gorabà. Quando hai saputo di questa tragedia? L'ho saputo ieri verso le 17:20. Prima di tutto abbiamo fatto la colazione insieme e poi lui aprì la sua borsa e è andato via per dirmi papà torno fra un po'. Alle 17:20 uno dei suoi amici mi ha chiamato per dirmi Mohamed si è annegato all'acqua. E ho preso un amico, siamo andati insieme con la sua macchina. Quando siamo arrivati abbiamo visto già il pronto soccorso da Treviso che erano vicino a lui per darci la mano almeno per rialzarsi. Purtroppo non è andato a buon fine e poi hanno preso la salma e l'hanno portato all'uditorio di Jesolo. Adesso noi stiamo cercando in tutto il mondo di prendere questa salma qua, da portarla a Conegliano. Da Conegliano vogliamo portare la salma in Senegal. Per cui farete questa grossa cerimonia a Dakar? A Dakar, sì. A Dakar. Proprio a Dakar, sì. Tutti ne parlano benissimo di questo ragazzo. Sì. È un bravo ragazzo. Io sono suo padre, però conosco questo ragazzo qua, è un bravo ragazzo. Sì. Un ragazzo solare proprio. Ragazzo solare. Ragazzo solare, appunto una morte misteriosa, un ragazzo che non aveva avuto problemi
di salute. Tra l'altro ieri a Jesolo c'è stato un caso veramente abbastanza insolito. Era stato dato l'allarme perché non si trovava uno straniero che era insieme ad un gruppo di altri stranieri. Stavano per comunicare alla famiglia che il corpo non era stato trovato, perché si dava per certo ormai che fosse perito nelle acque di Jesolo, e poi invece era un uomo che era al bar, è stato al bar 3 ore, è rientrato in spiaggia, e alla fine grande sconcerto e anche rabbia dei familiari che lo hanno comprensibilmente redarguito. Allora adesso torniamo a Spresiano da Christian Arboit, perché siamo davanti all'Odissea, locale in cui potrebbe essere stato il ragazzo 18enne trovato morto sulla Pedemontana. A te Christian. Sì, direttore, buongiorno di nuovo con Nicoletta Rizzetto davanti all'Odissea. Fai bene a usare il condizionale, direttore, perché appunto il giovane pare abbia trascorso qui la serata di sabato. Del resto è uno dei locali principali della Marca, forse il principale anche in Veneto come locale notturno, e saluto e ringrazio perché ci mette sempre la faccia Giannino Venerandi, che è titolare dell'Odissea e che mette a disposizione degli inquirenti, dei carabinieri, i nastri della videosorveglianza, e qui di frame ce ne sono parecchi perché ci sono tantissimi occhi elettronici. Sì, buongiorno a tutti. Sì, appunto, se ci verrà fatta la richiesta ufficiale, come sempre saremo collaborativi e consegneremo tutto quello che le telecamere appunto hanno potuto registrare. L'impianto è molto importante, ci vuole anche parecchio tempo appunto per acquisire tutto, perché abbiamo veramente più di un centinaio di telecamere disposte nel locale e anche all'esterno. Un centinaio di telecamere, quindi sono davvero tantissime. Tra l'altro, ecco, facciamo anche chiarezza su un'altra cosa. Sabato sera, sabato notte non ci sono stati particolari episodi di, che ne so, liti o cose del genere? No, fortunatamente è un periodo per noi molto tranquillo. Sabato è stata una bella serata, come quelle altre dell'estate che stiamo vivendo, ma è una serata molto tranquilla, anche perché non abbiamo avuto bisogno di far intervenire le forze dell'ordine in questo periodo, e tanto meno sabato. Sembra che il ragazzo abbia attraversato la Ponte Bana in quella zona lì appunto dove è successo l'incidente, però adesso anche noi dobbiamo ricostruire, nel caso fosse stato qui presente, come si sia comportato, insomma. Quindi questo significa che se per caso questo ragazzo è stato aggredito, o se ci sono state delle liti o si è innescata la concatenazione di eventi che poi ha portato alla tragedia della Ponte Bana, non qui sostanzialmente, perché appunto è stata una serata tranquilla. Qui non mi risulta che sia stati appunto ci siano stati problemi di qualsiasi genere. Ecco, però diventano fondamentali le telecamere per capire se il ragazzo si è allontanato da solo, magari a piedi, o se è salito in macchina con qualcuno. Da questo punto di vista forse le telecamere di Venerandi potrebbero essere importanti, potrebbero fare la differenza. Certo, se il ragazzo lo individuiamo che era qui, si ricostruirà come si è allontanato sicuramente dal locale, perché anche nella zona dell'ingresso siamo molto forniti appunto di telecamere, e se è passato da qui si vedrà molto bene. Ecco, lì c'è una telecamera che punta proprio sull'ingresso, e chiaramente in questi casi le forze dell'ordine possono chiedere chiaramente i frame. In passato avete risolto dei casi grazie a queste telecamere? Certo, infatti grazie a questo impianto di telecamere molto numeroso che abbiamo ci ha permesso di risolvere i casi appunto di serate particolari. Certamente questo è un periodo, come ho detto, tranquillo, e fortunatamente anche quella di sabato è stata una bella serata. Ci spiace molto per l'accaduto, perché sentire di ragazzi che perdono la vita sulle strade non è mai una bella notizia, anzi è una tragedia. Noi ci siamo anche battuti spesso per
sensibilizzare i ragazzi e stare attenti quando escono dai locali, e questo lo facciamo ribadendolo al microfono, con anche una cartellonistica, quindi quello che possiamo lo facciamo, poi chiaramente la responsabilità è personale e noi arriviamo fino a là. Campagne per la sicurezza stradale, campagne anti-alcol, molto spesso abbiamo raccontato le vostre iniziative, appunto però poi si registrano queste tragedie che lasciano davvero di stucco. Diciamo, Venerandi, ribadiamo, lei mette a disposizione le videocamere, 100 occhi elettronici e staremo a vedere che cosa succede nelle prossime ore. Io la ringrazio davvero, Venerandi, per questa testimonianza e per questa disponibilità. Il giallo è aperto, tutte le ipotesi, direttore, sono sul tavolo, e quindi gli investigatori stanno facendo il loro lavoro e lo stanno facendo nel più stretto riservo. Per il momento da Spresiano, dall'Odissea è tutto. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie Cristian. Un altro giallo che si aggiunge a quello di Alex Marangona, quello della donna uccisa a coltellate a Preganzioli. Insomma, davvero sono casi che non si riesce, gli inquirenti non riescono per ora a risolvere. Andiamo in pubblicità, un altro minuto e mezzo, e poi torniamo qui con voi a Focus TG. Scariche a cielo aperto sul Piave a Pederobba, immediato l'intervento di volontari operatori, però c'è anche la caccia ai maleducati, mentre dal comune parte un appello ai turisti. Vediamo. Ferragosto al Piave è una tradizione per i tanti che abitano questo territorio e per i moltissimi turisti che ogni anno si recano sulle rive del nostro fiume per passare una giornata spensierata. Ma ciò che è accaduto è intollerabile. Trovare veri e propri cumuli di rifiuti e bivacchi a cielo aperto è un insulto a quei luoghi e all'educazione che tutti dovremmo avere mentre li frequentiamo. Né più né meno di un insulto al Piave e ai luoghi del Grappa. Non si usano mezzi termini a Pederobba alla fine di un Ferragosto che ha visto le sponde del fiume popolate come non mai, alla ricerca di refrigerio e relax. Qualcuno però è andato oltre, trasformando alcuni angoli in discariche a cielo aperto. Di tutta risposta si sono mossi operatori di Contarina e volontari in prima linea ancora una volta, nonostante i giorni festivi, pro loco di Covolo e Caimani del Piave. Da molto tempo, grazie a una efficace sinergia con Contarina, siamo impegnati in una stretta vigilanza del territorio che ha portato a molte sanzioni, e in questo momento stiamo pensando di implementare questo sistema di sorveglianza in maniera molto più vigorosa proprio nei luoghi teatro di questi sversamenti, perché coloro che hanno sbagliato pagheranno. La cronaca recente a Pederobba e dintorni racconta di multe esemplari, telecamere e fototrappole. Insomma, riparato il danno, le conseguenze sono ancora tutte da scrivere. Meglio quindi ribadire un appello. Il messaggio che vogliamo dare ai turisti è molto chiaro: siete i benvenuti nel nostro territorio a patto che lo rispettiate, diversamente potete rimanere a casa. Vediamo uno dei punti fermi per il rilancio del Nevegal. Parliamo del laghetto che si sta realizzando. Si trova in località La Grava, quello che dovrà essere il futuro laghetto del Nevegal. Il nuovo bacino di accumulo verrà realizzato in prossimità della pista da sci denominata Raccordo Col dei Pez, nei pressi del rifugio La Grava, alla quota di circa 1200 metri sul livello del mare, in un'area di moderata pendenza che è stata oggetto di esbosco dopo gli effetti della tempesta Vaia del 2018. Devo dire che ormai il laghetto sta prendendo la sua forma e anche un riscontro positivo per quanto riguarda il cronoprogramma, che è in linea con quello che era stato stabilito. Credo che quest'opera sia quanto mai importante e strategica per lo sviluppo più puntuale e più preciso di tutta la stagione turistica invernale, e per il suo utilizzo stiamo confrontandoci con la provincia per trovare le modalità più idonee. L'area, facilmente accessibile da piazzale Nevegal, dista circa 500 metri da Col dei Pez, dove sono presenti le infrastrutture della rete acquedottistica e l'arrivo dell'approvvigionamento idrico. Sulla stessa area sono presenti anche la stazione di monte della seggiovia Nevegal Col dei Pez e la relativa fornitura elettrica.
Il bacino di accumulo avrà una capacità di invaso pari a circa 29.000 metri cubi. L'acqua arriverà da monte attraverso un'opera di presa inserita nel contenitore di bacino di Col dei Pez e scenderà per caduta. Lo scarico, attraverso una tubatura già predisposta, confluirà circa 2 km a valle su un torrentello esistente. Buon relax, Sofia Goggia, Abano Terme ti accoglie con molta felicità e in bocca al lupo per le tue sfide. È l'augurio postato dal sindaco Federico Barbierato sotto la foto che ritrae la campionessa di sci Sofia Goggia seduta a bordo piscina in un hotel termale. Goggia da quest'estate è testimonial delle terme e questo è il suo primo test grazie ad una vacanza rigenerante. Nei suoi social si vede la sportiva mentre si rilassa in piscina e si gode questi ultimi scampoli d'estate. La collaborazione tra la Goggia e le terme ha una durata triennale. Divertente e chi lo ha visto assicura spettacolare a proposito di sci, non è una disciplina sportiva diffusissima, ma è l'ideale per un comune della dimensione di Tambre, cioè lo sci sull'erba. Sci d'erba Super G di Coppa del Mondo. A ospitare la terza tappa sarà Tambre, grazie alla pista di Colindes, che ormai si sta affermando come una delle preferite a livello mondiale per questa disciplina. È una disciplina molto scenografica e molto bella da vedere. Ci permette tra l'altro di valorizzare un'area che era dismessa perché era un'ex pista da sci alpino, che adesso è una pista federale omologata per lo sci d'erba. È chiaramente uno sport di numeri non molto estesi, però è quello che piace a noi come territorio, nel senso che riusciamo a fare un'accoglienza adeguata, dare un supporto anche logistico e comunque valorizzare questa parte della stagione con una disciplina sportiva che sta prendendo piede. In gara sabato 24 e domenica 25 agosto una cinquantina di atleti di altissimo livello provenienti da una decina di nazioni, tra le quali le più competitive sono Austria, Repubblica Ceca e per fortuna Italia. A Tambre, dove lo sci d'erba era praticato quasi in centro già negli anni 70, il sabato pomeriggio si gareggerà anche per l'assegnazione del titolo italiano assoluto. Qui abbiamo fatto già delle grosse manifestazioni come i mondiali del 2015, abbiamo fatto gare di Coppa del Mondo, abbiamo fatto la finale di Coppa del Mondo, quindi Tambre per noi e anche per quello che riguarda il movimento dello sci d'erba è una località importante perché la pista si presta a delle grosse potenzialità sia per quello che riguarda i tratti lunghi che del Super G che facciamo quest'anno, sia per quello che è la parte tecnica un po' specialistica di quello dello slalom e del gigante. Super G che infatti vedrà protagonisti gli atleti in gara in vista poi dell'ultima tappa che in Austria assegnerà la Coppa del Mondo. Vista la grave carenza di precipitazioni nevose, è uno sport che avrà, credo, un grande futuro. Già adesso ci si ritrova a volte a sciare su tratti d'erba. Conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi per il settore della ceramica. Andiamo nel Bassanese, sentiamo Mirko Cavallini. Saranno più di 70 gli espositori presenti alla 27esima edizione della Festa della Ceramica e di Portoni Aperti nel primo fine settimana di settembre. Tra le novità più significative c'è la nuova area per le cotture sperimentali all'interno del brolo di Palazzo Baccin e poi l'istituzione del Premio Internazionale Città di Nove. È un premio che andrà indirizzato a uno dei 40 artisti che hanno voluto partecipare a questo concorso, che verrà poi giudicato da una giuria di 5 persone specializzate nel mondo della ceramica e anche dell'arte. L'opera vincitrice sarà poi esposta nel Museo Diffuso e durante la manifestazione sarà anche realizzato un piatto dei record. E verrà dipinto poi da uno dei nostri artisti novesi più famosi nel territorio. La sua destinazione è una galleria d'arte per poi essere venduto a scopo benefico. Nove su questo evento ci punta ogni anno e vogliamo sicuramente fare bella figura. Le iniziative, le esposizioni saranno tantissime e per questo vi invito a Nove il 6, il 7 e l'8 di settembre. È tutto per questa edizione di Focus TG. Vi ricordo stasera
il nostro dibattito alle 21:15, ospiti Luigi Calesso, Monica Coin, Gio Formaggio, Pierangelo Pettenò, Michele Tualdo e Matteo Zuccol. Grazie a Renato Cappoi e a Italo Morao. Ci vediamo stasera, se lo vorrete, 21:15 con Focus. Buona giornata.